Eccoci, ritorniamo alle nostre interviste About Women a Venezia anche quest'anno, e anche quest'anno siamo qui con Nicolò Berkins, che rappresenta una delle aziende che sostiene About Women. Sto parlando di ALIS, Associazione Logistica Intermodale della Sostenibilità, un'associazione che ricomprende tantissime aziende che lavorano nel settore del trasporto, che hanno salvato le famiglie e le imprese italiane durante uno dei periodi più drammatici della storia del nostro paese, cioè quella della pandemia. Nicolò, quanto fare squadra e creare un'associazione così autorevole come la vostra può aiutare le nostre imprese, anche le piccole, medie imprese, a sfidare il futuro e a diventare davvero sostenibili? Guarda Alessandra, hai detto la cosa più importante di tutte: fare squadra. ALIS nasce esattamente con questo obiettivo ed è il senso proprio dell'esistenza di questa associazione. È ad oggi l'unica associazione al mondo, se vogliamo, che raggruppa tutto il mondo della logistica, tutta la filiera a 360 gradi. Questa è stata l'intuizione della famiglia Grimaldi, quindi mettere insieme gli operatori armatoriali, ferroviari, del trasporto stradale, i porti, interporti, spedizionieri, terminalisti, società fornitrici di servizi alle imprese, università, scuole, ITS, e potrei continuare. Più squadra di così, il segreto è esattamente questo: lavorare insieme, fare sinergia. Guai a pensare che questi settori possano lavorare a compartimenti stagni, Certo, in maniera separata. Tutto il contrario: più si dialoga, più si sta insieme, più si cercano progetti comuni e più ci guadagnano tutti: le imprese, i lavoratori, i vari sistemi paese, e poi di conseguenza anche il tessuto sociale regge in maniera molto più forte, e poi accadono degli imprevisti come la pandemia, si riesce a reagire in maniera forte e coesa. questo lo posso testimoniare perché seguo il vostro lavoro e la lungimiranza che hanno avuto Emanuele Grimaldi, Guido che lo segue, che porta avanti l'attività, diciamo, insieme ad una squadra che siete voi, di persone molto, molto in gamba, devo dire tanti giovani, ragazze e ragazzi che lavorano con passione. Il nostro amico Marcello, ovviamente, sempre che non in è prima qui, linea, ma è con noi, diciamo, sempre, ci sostiene. Quindi grazie ancora ad ALIS per il contributo che ci dà. Abbiamo avuto tra l'altro un ospite che è stata qui, Chiara Bosa di Dissegna Dissegna Logistics, e sabato avremo anche Umberto Cavallaro quindi, di Asco Service, insomma, quindi l'associazione sforna questo è già il terzo anno che siamo imprese. insieme in piena partnership, e continueremo sicuramente Grazie. anche in futuro. Grazie mille Alessandra. Grazie. Grazie.